Dei Dreamer, anticipazioni del 17 luglio. Jeanne e Sanem litigheranno furiosamente. Jeanne, dopo aver di nuovo recuperato la bandana di Sanem, come ricordo dopo aver assaggiato i cibi di Mekibè, si recherà insieme a Sanem lungo la scogliera. Qui Sanem e Jeanne avranno una furiosa conversazione. Jeanne vuole delle spiegazioni sul comportamento della ragazza, si irrita parecchio perché non riesce a far ammettere a Sanem che anche lei prova dei sentimenti per lui. Sanem, senza pensarci due volte, gli confesserà di non amarlo e di aver già trovato il suo albatros. Ma Jeanne, incredulo, vorrà sapere il motivo perché lei allora è gelosa di Pauline. La furiosa e accesa conversazione andrà a finire anche sull'evento. Jeanne è nella più totale confusione per via di Sanem che non vuole dargli delle spiegazioni. Entrambi, irritati, finiranno per andare via ognuno dalla parte opposta. È il giorno delle riprese per la campagna promozionale della nuova bevanda. Buffe situazioni interromperanno il lavoro diverse volte, per non parlare degli attori che susciteranno il malcontento di tutti. La rivalità tra Darren e Eileen non tarda ad arrivare. Le due donne si scontreranno perché gli attori che ha scelto Eileen non sono all'altezza della situazione. Il catering preparato da Osman riscuoterà successo tra i presenti e, visto la sua naturalezza nel dissetarsi con la nuova bevanda, sarà scelto come attore per lo spot pubblicitario. Durante le riprese, Sanem e Jeanne avranno modo di chiarirsi e appianare le loro divergenze. Jeanne rivelerà a Sanem che con Pauline ha rotto definitivamente e Sanem ammetterà che l'event non è il suo albatros. Sanem, prima di abbandonare il set, si isolerà per raccogliere dei fiori per il suo profumo, ma sarà raggiunta da Jeanne che non riesce a stargli lontano. La ragazza lo caccerà, esprimendogli il desiderio di voler stare da sola, e Jeanne andrà via nonostante abbia insistito per stargli accanto. Qui ci sarà un colpo di scena che non vi dirò, non voglio rovinarvi la sorpresa. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!